mese all'inizio della sagra del Mandorlo in Fiore ad Agrigento. Ascoltiamo il coordinatore organizzativo Giovanni Di Maida. Meno di un mese alla sagra del Mandorlo in Fiore 2020, dal 28 febbraio all'8 marzo, il coordinatore organizzativo Giovanni Di Maida. Diciamo che è tutto già pronto, proprio in questi giorni il responsabile unico del procedimento del parco archeologico sta compiendo tutti quegli adempimenti propedeutici necessari, direi anche più delicati, legati alla sicurezza, ai piani sanitari, alle autorizzazioni, per cui con la grande collaborazione degli enti preposti, quindi diciamo, già è tutto pronto sotto questo anche aspetto. Per quanto riguarda l'organizzazione poi complessiva, i gruppi hanno tutti dato conferma. Di questi giorni una polemica, diciamo, sollevata sui social circa l'opportunità o meno di celebrare il Mandorlo in Fiore. Io, come dire, rivolgerei questa domanda direttamente agli albergatori, anzi vi inviterei a intervistarli per chiedergli se nelle giornate del 6, 7, 8 marzo hanno gli alberghi pieni o meno. E comunque diciamo, avevamo invitato un gruppo della Cina e per ovvie ragioni legate alla diffusione del coronavirus, il gruppo stesso già da diverse settimane aveva comunicato la non partecipazione al festival. Per il resto tutto si sta svolgendo nel migliore dei modi sul piano organizzativo e sarà una grande edizione del Mandorlo in Fiore. Sarà il Festival dei Bambini del Mondo, come ormai di consueto, peraltro si tratta della 20ª edizione, ad inaugurare il Mandorlo in Fiore il 28 febbraio. Sì, anche il Festival dei Bambini del Mondo giunge alla 20ª edizione, un traguardo straordinario. Quest'anno abbiamo pensato per l'occasione appunto ad una edizione straordinaria con la partecipazione di 10 gruppi che provengono da varie parti del mondo. Quest'anno abbiamo pensato anche insieme al coordinatore Raffaele Sanzo di diciamo, fare un programma molto più intenso per le scuole, non soltanto facendo vedere i gruppi ai bambini, ma soprattutto portando i gruppi nelle scuole a stare insieme ai bambini delle scuole agrigentine. C'è anche un programma ricco di appuntamenti per le scuole superiori, ovviamente con i gruppi di adulti che diciamo, circuiteranno nelle varie scuole durante tutta la settimana del Mandorlo in Fiore. L'accensione del tripode il martedì, la fiaccolata il mercoledì, la sfilata domenicale conclusiva. Gli spettacoli invece all'aperto, dove si svolgeranno? Gli spettacoli si svolgeranno parte al Teatro Pirandello, stiamo parlando in particolare delle 2 serate di gala dedicate ai patrimoni UNESCO e poi anche al Palacongressi gli spettacoli del festival nelle giornate di venerdì sera e 2 turni il sabato giorno 7 marzo.